testimone di Geova, che hanno frequentato gli alberghi occupando quasi tutte le stanze degli alberghi. A settembre più 3,91% e ottobre meno 1,75%. Questo nonostante fossero aumentate le frequentazioni delle persone. Dicembre più 14,9%, ottobre più. Quindi tutti quei vantaggi, quegli aumenti di turisti che sono stati in Imola, che avrebbero dato tanti vantaggi agli alberghi, chiaramente i vantaggi non sono derivati dall'autonomo, da testimone di Geova o dalle fedi buone. Devo ringraziare tutte le iniziative, devo ringraziare per conto della FAI, sono state 2 giornate, 2 domenica perché sono state soppresse 2 giornate di moto di corsa. Forse perché chi accompagnava queste persone sarebbe stato disturbato il rumore. Allora questo facciamo passi indietro perché quello che ha detto il sindaco stasera l'aveva già ripetuto almeno 2 anni fa, però finora gli effetti non li avevamo previsti. Anno 2010, dopo due fallimenti che c'erano stati, Salis e il 995, ci mancava poco che il gestore del 2010 che finisse in fallimento. Questo è stato evitato per un versamento di 3.500.000 da Konami, che contemporaneamente ha acquistato la maggioranza delle azioni della Formula Imola. Poi si è, sempre nel 2010, a seguito delle nostre lamentele giustificate, ci è stato detto che il responsabile di tutto il rumore che veniva fatto non venivano rispettati i limiti previsti dalla legge, era stato causato, era un'iniziativa della copertura ferroviaria. Quindi per noi è stato un capo spiegatorio. Sempre nel 2010 dal sindaco ci è stato promesso che la cosa non si sarebbe ripetuta nel 2011. Nel 2011 peggio del 2010. Tra l'altro con me personalmente il sindaco per telefono mi aveva detto quest'altro anno finisse la festa, preferito gestore. Dopo siamo noi che governiamo, dirigiamo l'autonomo attraverso Konami, quindi dopo ci pensiamo noi a gestire l'autonomo un po' mistero. Niente di tutto questo. Quest'anno si sta prospettando un anno ancora peggiore dell'anno scorso e dell'anno prima. Quindi volevo sapere, tutte le promesse che ci ha fatto, doveva finire questo. Dunque, anche perché si mira soprattutto non tanto ad acquisire manifestazioni di importanza, di una certa importanza nazionale, internazionale, che darebbero prestigio all'esperimento Imola, ma si mirerebbe in prevalenza o quasi completamente ad affittare acquisti privati che lo userebbe per un'attività puramente anche nel suo interesse per i cittadini, per il pubblico che potrebbe avere degli altri gradi, perché sono le uniche attività, detto espressamente da loro, che dirige la gestore, che possono dare incassi alla Formula Imola, mentre tipo la gara di Superbike chiude il debito, insomma, nonostante sia l'unica gara che non ci interessa. Facesse attenzione un attimo a quello che sto leggere. Noi stiamo configurando perfettamente, pienamente la riconversione ecologica dell'economia. Imola è una città che vuole porsi come sfida quella delle emissioni zero, dell'elettrificazione della mobilità. Sappiamo bene che si crescerà solo in quella direzione probabilmente nei prossimi anni e vogliamo essere un territorio pilota anche in questo cambiamento. Sono parole non mie, del sindaco che ha tenuto un discorso alla Tadona d'Alba in su testuali parole. È un po' una contraddizione quello che si sta venendo.
scusa esplicita, quindi dobbiamo chiudere l'autodromo. Io sono sempre per capire, fammi capire dov'è il punto, perché se no non capisco il punto d'arrivo. Il punto è che non è abbastanza sufficientemente a conto con l'attività dell'autodromo, sono molte persone che subiscono una minaccia alla loro salute. E non si dato che lei l'ordinamento si propone di fare l'incremento zero, non mi serve che l'attività dell'autodromo di adesso sarà il contrario. Intanto arriva al futuro sostenibile, il progresso, la lungimiranza, l'innovazione sono rappresentate dal motore scoppio. Nel motore scoppio si investono soldi pubblici. Ma ciò che è più grave dal nostro punto di vista è che per sostenere questa vecchia idea non è un nuovo progetto, siamo continuando a farlo per trovare soluzioni immediate e allora scomodiamo mezzo mondo per interpretare la legge in modo tale da bloccare le giornate in deroga. Con una contenzione che consente di raggiungere livelli di rumore molto alti, si attraggono nuovi investimenti. Per bonificare la zona con installazioni di pannelli fonosolventi occorrerebbero 4 milioni di euro che Formula Imola non ha, e allora ci viene permesso qualche piccolo intervento investendo con lo strato fonosolventi muretti già esistenti. Si pensa così di risolvere il problema, si pensa di risolvere il problema di inquinamento aumentando il livello legale di tollerabilità, come è successo in Italia riguardo all'arsenio nell'acqua. La domanda, per favore. Concluda il Presidente dei cittadini, quindi conclude.